Ed è buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 5 di gennaio e per chi ieri non si fosse collegato, buon anno, buon 2021, avanti tutta, siamo pronti per iniziare questo nuovo appuntamento oggi all'insegno della simpatia, dell'allegria, della professionalità. Oggi ci saranno con noi due grandiosi ospiti. Abbiamo i mitici Toti e Totino, siamo felici di iniziare l'anno proprio con loro perché stiamo parlando non solo di grandi amici, ma stiamo parlando di due eccellenze siciliane. Voi sapete, a noi piace raccontare proprio questo della bella Sicilia e siamo felici di averli con noi. Iniziamo nel nostro consueto modo, grazie, 263.056 volte grazie. Proprio ieri siamo arrivati alle soglie dei 263, siamo felici, continuiamo a camminare velocemente. Sapete, il palinsesto Io Compro Siciliano continua a riempirsi e continua ad essere ancora aggiunto di grandi figure come quella di Cristina Ruffino. Sì, perché proprio ieri siamo ripartiti con il nostro pomeriggio special alle 18, sapete l'appuntamento quotidiano delle 18 e grande protagonista è proprio Cristina, grande professionista, una voce molto nota tra l'altro in Sicilia. E ieri ha aperto l'anno con la rubrica dedicata alla cucina dei ricordi con Mariano Carbonetti, che ricordiamo essere il nostro chef che cura anche la sezione all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, il nostro marketplace dove troverete anche una sezione, pensate, dedicata alle antiche ricette, le ricette delle nonne, quelle conservate all'interno non so, dei cassetti o ancora le antiche ricette, quelle dei monasteri. Lui attraversa tutte le province siciliane, proprio ieri primo appuntamento, oggi ancora alle 18 con Cristina. Avremo invece una rubrica dedicata a nutrizione e benessere e sarà ospite la dottoressa Ivana Gullotta, quindi non perdetevi l'appuntamento di questo pomeriggio. Ma parliamo invece dell'appuntamento di oggi. Come sempre voglio ringraziare in regia il nostro straordinario Paolo Gatto. Paolo, ancora buon anno, siamo pronti per questo nuovo 2021 e volevo ringraziare naturalmente la redazione Marzia Monreale, tutto il team e beh, noi a questo punto siamo pronti. E dico noi perché accanto a me c'è anche Gogol, perché Gogol è arrivato in casa, Io Compro Siciliano, siamo anche noi ambasciatori del sorriso. E se si parla di sorriso, non si può non parlare di loro. Signore e signori, ladies and gentlemen, in questa puntata di martedì 5 di gennaio abbiamo con noi Salvatore Mancuso e Salvatore Lamantia al secolo, Toti e Totino. Ciao ragazzi. Ci mancava solo il leone della Metro Goldwyn Mayer. Anche se devo smentire una cosa, l'età ce l'abbiamo, ma ancora un secolo non l'abbiamo fatto. No, che c'entra un secolo? Al secolo. Allora non so parlare, cambiatela. Ma che non sa parlare? Vabbè, stiamo cominciando buono. Vabbè. Buongiorno a tutti. Buon anno. Buongiorno. Buon anno. La mantia, signora Bonanno. Ma che buon anno? Come si chiama? Si chiama Falbo. Ma perché Katiuska? Toti si chiama Katiuska Falbo. Allora perché si presenta a buon anno? Non ha detto che si chiama buon anno, ha detto buon anno. Buon anno. Ho capito. E che anno? Buon 2021, siamo pronti ragazzi, ci siamo tolti di mezzo un anno. Siamo lasciati l'anno scorso 2019, ora 2021. Esatto, hai proprio ragione. Ah, perché tu lo salti a pie pari praticamente. A pie pari, guarda. Hai proprio ragione. Nel nostro abbiamo fatto un post nella pagina Toti e Totino che c'è scritto buon fine d'anno senza apostrofo però. Perché fu un danno. Esatto. È vero. A proposito di pagina, iniziamo questa puntata dicendo a tutti i 263.000 amici di Io Compro Siciliano immediatamente
Gli altri 56 non ti interessano, vero? No, naturalmente quelli che ci seguono e Erano sappiamo per 2000, certo che 263.057 mangiati. no, è 56, certo, anche loro. Certo. Diciamo di mettere subito un mi piace, di iscriversi alla pagina ufficiale di Toti e Totino, perché in questo modo sarà bello. Oh, questo vi è piaciuto innanzitutto come principio? Innanzitutto ci è piaciuto di far crescere la nostra pagina Toti e Totino Official e la pagina Facebook, perché facendola crescere ci date una mano per un progetto importante, quello che secondo me Toti ed io meritiamo, la realizzazione di un film. Allora, penso che Toti e Totino ci sono veramente, questo sarà un anno, lo stavamo dicendo adesso durante la prova tecnica, prima di andare in diretta, questo sarà un anno, e stava dicendo proprio Toti, non ci si fermerà un solo secondo, nel senso che la voglia è quella di riniziare, non fermarsi, ci sono tanti bei progetti, ci sono spettacoli e c'è anche quello che adesso accennava, ecco qua, cosa ci stai facendo vedere? Lo scudetto della Sicilia. Tanti progetti siciliani, perché poi il Made in Sicily è quello che voi avete sempre, da sempre scelto. Voi avete fatto 40 anni fa, a me questo mi piace sempre raccontarlo quando vi intervisto, perché voi 40 anni fa, dico 40 anni fa, già facevate teatro insieme, facevate spettacoli con tutti gli autori nostri siciliani, ma 40 anni fa avete deciso di far nascere questa coppia, dando una vostra impronta assolutamente personale a quello che era questa coppia Toti e Totino. Beh, allora io vi dico, tanti anni insieme, ma qual è il segreto della coppia Toti e Totino? Innanzitutto c'è un piccolo, perdonami, errore temporale, che non sono 40 anni. Sono di più, sono vero? molti. C'è qualcosa in più. Qualcosa in più nasce dal fatto che, come risaputo, Toti ed io siamo cugini. Abbiamo cominciato per scherzo all'oratorio all'età di 13 anni io e 14 lui, per cui sono molti più. Abbiamo superato i 50 abbondantemente, per cui è una grande gioia. Il segreto è quello che non è un segreto, è il segreto della coppia, di un marito e moglie, cioè a un certo punto, quando si è in due e pesa 50% e 50%, deve iniziare il momento della rinuncia, per cui uno dei due, oggi faccio un passo indietro io, domani lo fai tu, domani lo rifaccio io, dopodomani, e allora questo è il segreto, capito? Però marito e moglie io quasi lo modificherei in... non intendevo no, ma io per carità, non intendevo sessuale, l'ho capito, ma che ne sa, siccome per ora stiamo tutti in quarantena, che ne so che ti passa Pucine Verde a te, non lo so. Ora dimmi la verità, se io volessi andare con un maschio mi piglio giusto a te, mo piglio più picciotto, scusa. Ma perché chi ci ha visto a dire? Non l'ho capito, chi ci ha visto a dire? Ma non esageriamo. Signora Bonanno, ci metta lei la giusta parola. No, allora metto io la buona parola. Secondo me il grande segreto di Toti e Totino è il divertirsi insieme. Io devo dire, sono stata spesso testimone dietro le quinte, ma anche avendo l'onore di poter alle volte lavorare con questi due grandi, veramente due grandi figure professionali siciliane, due grandi eccellenze. Devo dire che la bellezza di lavorare con di Toti e Totino, ma anche tra di loro, è il divertirsi. Cioè loro scherzano e scherzano seriamente. Loro su quello che è un copione, pensate che forse rimane, come dire, il titolo di quel determinato capitolo, ma loro poi è tutto frutto spessissimo della loro energia, simpatia, forza, ed è proprio così, cioè io lo posso testimoniare. Io, Katiuscia, ti ringrazio, ma ribadisco il concetto che non c'è niente, per cui non insistere, Katiuscia. Non ci devo provare? Non ci posso provare? Niente.
Ma scusa, ma poi ti ho detto non lo dire pubblicamente e tu continui a Ma se insistere se tu insistisci, signor Bonanno, Io vorrei dire una cosa, che non è facile avere la fortuna di fare un lavoro che è quello che ti piace fare e lo puoi fare spaziando dappertutto, dalla canzone alla recitazione, al cabaret, alla prosa, a un testo anche impegnato, facendolo con quella passione che tu hai scelto per fare questo lavoro. Io credo che ci siano migliaia di persone che ogni mattina si alzano e purtroppo vanno a lavorare e non sono neanche molto contente di fare quel lavoro, ma pur di poter portare il pane a casa e poter campare alla propria famiglia lo devono fare. Noi siamo stati veramente fortunati non sono state sempre rose, fiori, ma di spine ce ne sono state vedi, tantissime. vedi questo momento che stiamo vivendo. Esattamente, esattamente. Eppure noi con la nostra caparbietà, con la nostra convinzione di essere nel percorso giusto, noi ci siamo lasciati andare con quella che è la nostra ispirazione, il nostro modo di essere. Oggi oserei dire, ma non vorrei essere tacciato come presuntuoso, oggi oserei dire che noi siamo quasi una scuola, una scuola fatta da due che non sarebbero mai capaci di insegnare teatro o qualcosa del genere a chi che sia, però siamo un punto di riferimento perché la nostra comicità è la più antica, la più longeva che ci possa essere, perché la storia dell'arte, Però oggi risulta moderna, perché oggi questo oggi ci stile sono... non lo fa più quasi nessuno. Chiaro, Anzi, chiaro. c'è qualcuno delle giovani leve che ci sta provando e riuscendo. Questa E ci fa piacere, e ci è fa una Io cosa piacere. devo dire, bella. Toti, invece Ora, un po' io, quando tu dici... Sì, sì, sì. no, 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 stavo dicendo a Toti che invece il fatto che voi possiate essere da esempio e lo siete da esempio, già questo è insegnamento. Quindi la verità è che poi la scuola non è soltanto apriamo la scuola di teatro, ma insegnare significa anche trasmettere un modo. Voi avete sicuramente dato un'impronta personale e c'è chi ha seguito la vostra comicità. e c'è chi anche in grande ha, non voglio dire copiato, ma dico, andate a vedere l'ultimo film Il di panettone di Natale, Boldi e Boldi De e Sica, Sica. quello su Marte, e poi andate a vedere l'episodio numero 1 della fiction di Toti e Totino, che il testo è stato creato nel 2018 e anche registrato in miniserie, e hanno copiato, plagio totale, preciso, uguale, identico. Loro nel Incredibile. 2020 e noi nel 2018. Non voglio mandarvi il video che ho creato perché non voglio creare, però è così, spudoratamente uguale. Vabbè, ma, Spudoratamente sì. uguale. Ma non solo loro. Però Eh, ci e fa quindi, piacere. e quindi a questo punto, Toti, altro che Scusate, scuola, questo è veramente un segno grande. scusate, che cosa è Sì, successo? Cosa? Ah sì, grazie. c'è qualcuno che sta entrando. È arrivata una No, lettera? mi è arrivato un telegramma in questo momento, me l'hanno stampato. Lo leggo in diretta. Gentilissimi Toti e Totino, ho visto la vostra partecipazione alla trasmissione Io compro siciliano, condotta da Katiuska Faldo. Sono molto invidiosa, quindi sta parlando una donna, di questa signora molto brava e spero vogliate accettare il mio personale invito alla mia trasmissione. Barbara D'Urso. Cosa la parte? Col Mi cuore, sto col cuore. prendendo il gogollo che sto andando col cuore. Col cuore. Diciamo, Barbara D'Urso ci Come vuole in dice, trasmissione. gli Cioè, abbiamo detto capito? sempre di no. Cioè, vabbè, Senti, io sto come prendendo dice Barbara D'Urso, come dice Barbara D'Urso, col cuore. immagini se la trasmissione la presentava Rocco Siffredi. Sono incontenibili, ma noi abbiamo scelto questi due mitici che sono Toti e Totino
perché per noi, per il popolo di Io Compro Siciliano, rappresentano veramente la massima espressione della comicità. Vorrei invitare il nostro regista Paolo Gatto a mandare questo primo contributo, che è la registrazione proprio di Toti e Totino per Io Compro Siciliano. Io compro siciliano. Anch'io voglio comprare siciliano. Come? Voglio comprare siciliano, io vengo nel Veneto. Ma che Veneto? Ma che bene se siamo siciliani? Io sto in Veneto una settimana. Una settimana già parla Ma lo Veneto c'ho. Allora perché bisogna comprare siciliano? Perché la Sicilia si trova nel mondo e il mondo fa parte della Sicilia. Tutto intorno. Sì, che insalata. Il mondo della Sicilia allora, è un mondo... a parte, perché il prodotto siciliano dobbiamo comprare, mangiare l'alimentazione siciliana e l'artigianato siciliano? Perché? Perché noi le sappiamo fare. Bravo. Noi le sappiamo fare. Prendi i nostri pesci, come facciamo noi i pesci? Non le fa nessuno. Allora, io compro siciliano perché io se compriamo siciliano aiutiamo le filiere, senti questa parola? Aiutiamo le filiere, aiutiamo perché la coda c'è sempre per comprare siciliano. Aiutiamo tutte le fabbriche. E lui compra siciliano, anch'io, e paga lui. Paghi tu. Io compro siciliano. Ma paghi tu, io pure, paga lui. E vabbè, compriamo siciliano e compriamo. Ragazzi, Sicilia bella, prodotto bello, artigianato meraviglioso, sole, mare, luna. Che volete di più? Buona riunione a tutti quanti lì a Palazzo Comitini. Io compro siciliano, sono di su, quarto piano. Lasciatelo perdere. Io li adoro. E questo video, tra l'altro, è stato registrato quando abbiamo presentato proprio a Palazzo Comitini il progetto di Io Compro Siciliano alla stampa nazionale ed internazionale. Questo è un contributo video che avevano dedicato a tutti noi e quindi grazie, siamo veramente felici ed onorati. Ma leggiamo qualche messaggio? Vi va di leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno scrivendo nella nostra diretta? Abbiamo lo chef Fabio Mambo, buongiorno a tutto il popolo di Io Compro Siciliano, ciao Katiuska, buon anno, ciao chef, grazie di essere con noi. C'è John Blandi da New York, buongiorno Katiuska, felice martedì a te e ai tuoi ospiti, a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, benvenuti Toti e Totino. Questo good evening, Mr. John. Nice to meet you. I hope to see you next week. Oh, lui è siciliano, ci può dire pure in siciliano. Vabbè, ma che c'entra? È americano, il tempo che arriva cambia. C'è Maurizio Tominia del gruppo Artisti Nostri Amici, ciao Maurizio, dice buongiorno, amici di Io Compro Siciliano, ciao Maurizio, grazie sempre. C'è Salvo Algeri, buongiorno Katiuska, buongiorno Toti e Totino, grandi e veri portatori di sorriso. Ma il gogol penso proprio che esatto, il gogol è perfetto per Toti e Totino. Maurizio Tominia, grandi Toti e Totino, quindi ci sono come sempre grandi messaggi per voi. Buongiorno da Milano, da Angelo Giovanna, Sergio Perla. Ciao a voi tutti. C'è il Faraone Palermo che scrive: buongiorno carissima amica Katiuskuzza, Toti e Totino, siete mitici e di grande allegria, ironia, di bellissima naturalezza. Stai tranquilla che Totino ti inviterà a cena stasera, già lo so. Un abbraccio grande a voi. Sì, perché adesso dobbiamo svelare. Adesso sveliamo perché accende. Sì. Ma che paghi le persone per fare dire queste cose qua? Non c'è niente. Niente? Ma nemmeno una cena. Ma tu che sei bravissimo a cucinare cose, niente? Ce lo puoi dire. Ce lo puoi dire, ma diciamocelo. C'è Ciccio Rock. Salutami questi due monelli. Ciao grande Ciccio. Ciao. C'è Giuseppe Sicula, buongiorno a tutti voi, siete unici, quindi sono messaggi per voi, continuano ad arrivare. Matteo Magro, grazie, buongiorno a voi, complimenti bravissimi e ancora messaggi per Toti e Totino. Davide Morici, Chi è? Davide, è uno dei due founder manager insieme a Giuseppe Giorgianni di Io Compro Siciliano. Wow. Davide dice complimenti ai grandi artisti Toti e Totino, onorato di essere amico vostro. Bellissimo messaggio questo, Davide. Grazie Davide, grazie.
C'è Maria Vitto, dice ciao Totino, sono Vittorio, io sono disabile, salutami. Ciao Maria, Vitto, ciao. Ciao Maria, un Vitto! abbraccio. Ciao! ciao a tutti e volevo salutare anche tutti gli amici che ci seguono e sono anche tanti, che ci seguono anche dalle strutture ospedaliere, da centri, abbiamo tanti amici che ci scrivono e quindi il saluto va naturalmente e il sorriso arriva a tutti voi. Ma Toti e Totino. Aspetta, volevo dirti una cosa. Tu poco fa hai detto il fatto che siete contentissimi, onorati, che noi facciamo parte della famiglia di Io Compro Siciliano. Sì. Guarda che per me e per Totino anche questa è una grandissima consacrazione di quello che noi siamo o di quello che noi siamo diventati, e poter essere testimonial di un progetto, ma al di là del progetto, perché il progetto cammina sulle gambe delle persone, le persone cambiano, le idee cambiano, ma far parte di un progetto che ha come imprinting, cioè che c'ha come stemma, che c'ha come marchio la Sicilia, cioè la terra dove tu vivi, dove tu continui a vivere con tutti i pro e con tutti i contro, è veramente un grandissimo, ma grandissimo onore poter propagandare, pubblicizzare quelle che sono le bellezze della nostra terra, perché finalmente pian pianino, dopo tanti e tanti anni, esce fuori che anche la Sicilia è una bella terra, e ce n'è voluto di tempo per farglielo scoprire a un sacco di persone, e oggi ci stiamo riuscendo. Grazie di cuore per queste parole, Toti. Io devo dire, e questo mi piace dirlo davanti a tutti gli amici che ci seguono, che Toti e Totino, sin da subito, anche quando il numero non era così, cioè anche quando il gruppo non era così numeroso, immediatamente sono stati così, come dire, accoglienti, ma sono stati anche disponibili nel dare la loro figura professionale, nonché anche quello che loro hanno costruito tutti questi anni, e metterlo a disposizione di questo progetto che, come diceva Toti, poi ha identità, qualità, provenienza, che sono i 3 punti fondamentali di Io Compro Siciliano. Quindi grazie di cuore. Tra l'altro nei nostri spettacoli non esiste spettacolo nostro che non si parli della Sicilia, cioè delle sue bellezze, ironicamente, ma poi portiamo avanti quello che è il nostro amore veramente per questa terra. Tra l'altro noi, io veramente devo ringraziare tutto il nostro pubblico per un motivo, non tanto perché ci segue, ma soprattutto per l'affetto familiare che c'è nei nostri confronti, ma questo in ogni angolo della Sicilia, parte della Calabria, proprio un affetto personale, e tu lo avverti, capito? Lo avverti, è una cosa bellissima. Questo è un grande raggiungimento. E poi un'altra cosa che voglio dire è ringraziare tutte le nuove leve del cabaret siciliano e non, che questi ragazzi per noi hanno una stima incredibile, e siamo anche, come dire, un faro e un porto, tutte e due. Cioè, ragazzi che dicono oggi dei vari Sicilia Cabaret o di altre trasmissioni, Made in Sud, che dicono noi ci auguriamo di avere la vostra carriera. Questa è una cosa meravigliosa. Assolutamente sì. Dal 21 di dicembre sono 27 puntate che su Antenna Sicilia e Telecolor, per chi se le fosse perse, sono e stanno andando in onda in replica. Brava, vi spiego come vanno in replica. Lunedì, martedì e mercoledì c'è, supponiamo, episodio 1, episodio 2, episodio 3 con il suo titolo. Giovedì, venerdì, sabato e domenica vanno in replica di nuovo, per cui tutta la settimana c'è tempo di vederli e di goderli. Tra l'altro il progetto... Vai. No, scusami. Dico, no, volevo dire che ancora possono seguire anche sulla pagina Facebook vostra, ma anche sulla pagina YouTube. Andate a seguire YouTube e mettete mi piace e mettete visualizzazioni. Ne abbiamo bisogno per quel progetto di cui vi parlavo. Questo è importante. Un'altra cosa da dire in questa nostra realizzazione, che
ci ha resi veramente orgogliosi. Abbiamo preso quasi tutti i cabarettisti siciliani, abbiamo chiamato tutti per essere proprio una cosa corale, bella. E questa No. è... Non ci dimentichiamo che dobbiamo sempre un grazie ad Antenna Sicilia, che è stata veramente per noi, come dire, la mamma che ha accolto nel suo seno, posso dire nel suo seno, giusto? Ha accolto Certo. Tu immagini Antenna Sicilia chi seni? Perché? Come li mettono? Vabbè, Cioè, sono C'è un messaggio che sta arrivando, secondo me Paolo Gatto mi sta togliendo dall'impiccio. Dice Chiara, recupero, dice complimenti, vi meritate un'arancina o calzone fritto spiedino speciale, baci da Davide, ciao grande Davide, ciao. Sullo spiedino sono d'accordo. Ma io su tutto. E poi ti volevo dire una cosa, tu poco fa hai parlato del mio amore viscerale per la cucina, che oltre a essere una professione reale è anche un amore viscerale. Se il registro è pronto, te le vuoi vedere le foto della cena che ho fatto di Natale, di Capodanno? Dai, vediamo un attimino se in vediamo se arrivano dalla regia, vediamo un po'. Ecco, questo è spada con crumble in agrodolce, con gamberone incamiciato e patate al taglio pont neuf. Queste sono crespelle con ripieno di gamberi e zucchine e con una crema a base di pesce. Questo è un antipasto e il polpo in salsa in crema di patate parmentier. E queste sono le arance caramellate. Ma avete capito? E questo è il menù che ho fatto io. Senti, ma mi sa tanto che dobbiamo chiamare il nostro chef Carbonetti e inserire delle puntate speciali fatte con Totino, perché devo dire, tutti sappiamo del tuo grande amore, della tua grande passione per la cucina, e non immaginavo tanta, oltre che bontà, anche bellezza. Hai visto? E allora devo continuare a corteggiarti, te l'ho detto. Fallo. Poi se che ci riesci un giorno di questi, fallo, dai. Continua. Come diceva la nonna Tote, sia cotà. Sia cotà, con stesso secutare e miglioranza. Vogliamo, io non so se abbiamo ancora dei contributi da mandare, perché non so poi Totino se nella tua forza hai dato altri contributi. Siamo riusciti a mandare un contributo che è un pezzetto della serie. E allora se Paolo ce l'ha, vediamo un po'. Fermo! In nome della legge! Commissario, l'abbiamo preso. È stata dura, ma l'abbiamo preso. Meno male, Pericò, meno male. Per fortuna non è successo niente di pericoloso. Ma poteva accadere, commissario. In tutto questo il sospetto dov'è? Commissario, me lo sono dimenticato in macchina. Allora, mi piace anche sottolineare una cosa, che Toti e Totino non si sono fermati un solo secondo in questo anno, perché hanno continuato a lavorare, costruire, progettare, e quindi questo è anche frutto del fatto che non ci si è fermati e arresi davanti al periodo, e questo ne è un po' la testimonianza. Beh, allora, Totino, cosa ci aspettiamo da questo 2021? Guarda, c'è anche paura di parlare, capito? C'è anche paura di parlare. Aspettiamoci e auguriamoci solo pensieri positivi. Questo dico. Una cosa però va detta: dobbiamo avere la coscienza e la responsabilità di capire, sia che ci sono i negazionisti, sia che non ci sono, capire che mantenere le distanze, l'uso della mascherina, la pulizia delle mani è importante. Io lo dico qui in questa sede: Capizzi, un paese che non era mai stato toccato dal virus, a causa incoscientemente di un compleanno di 150 persone,
adesso è zona rossa, chiuso con un focolaio interno. Per cui non ci scherziamo, ragazzi, non ci scherziamo. Se vogliamo che finisca, manteniamo le distanze, usiamo le mascherine e non facciamo assembramenti. Toti. Qualunque sia il 2021 che ci aspettiamo, intanto tutti quanti ci auguriamo che possa essere un anno intanto di salute, di pace, di serenità, di tranquillità, che non sono delle frasi fatte, anzi erano delle parole fatte negli anni passati, oggi sono veramente delle parole che suonano proprio come speranza, perché siamo stanchi e noi abbiamo, facendo le corna al diavolo, noi abbiamo un bellissimo progetto lavorativo che speriamo di portare in porto nel più breve tempo possibile, oltre al fatto di preparare la seconda serie, ma soprattutto di portare in giro nelle piazze un trio che secondo me fra poco si formerà, sarà un nuovo trio dello spettacolo formato da questi due rimbecilliti che si chiamano Toti e Totino e da Katiuska Falbo, perché noi gireremo con il corno ci piace. Allora tu sei d'accordo con lei? L'hai sentito? Che dici, Totino? Allora tu sei d'accordo con lei? Io dico non c'è niente e tu me la metti in mezzo. Totino, ti dobbiamo confessare una cosa. No, Scusami. Totino, ti dobbiamo confessare una cosa. Che in realtà la coppia tra i tre siamo io e Toti. Ti abbiamo fino adesso così, non ti volevamo, ma la verità... E tu ti chiami Charles Aznavour. Ed io tra di voi e non parlo mai. Comunque, allora ti dico una cosa, Katiuscia, l'altra sera mi hai detto Katiuska. Ma ho sbagliato, Katiuska. Cioè ave 40 anni che la chiami Katiuscia. Perché mi pare sbagliato, pare che non lo so pronunciare. Sei ignorante. Sei ignorante e come ignorante tu sei destinato a morire. Invece tu come scalcio rimarrai per semenza, ma finiscila. La tua ignoranza puzza. È mezz'ora che sei tu sta puzza, Katiuscia. Dico, ma di dove viene? Comunque, ragazzi, scherzi a parte agli scherzi, c'è un certo Luca Leonardi che ci chiede, ho visto tra i messaggi, come nasce la vostra passione per il teatro? Io credo, Luca, che sia nata proprio con le mani dell'ostetrica che ci ha tirato fuori. Cioè già da lì, guarda, credo che già da bambini noi avevamo, ma da bambini veramente avevamo il piacere dello scherzo, il piacere dell'improvvisazione. Oddio, veramente la storia è un pochettino più particolare, perché siccome io sono di un anno più grande di te, quando a casa mia arrivò la notizia che la zia Maria, sua madre, perché mia mamma si chiamava pure zia Maria, la zia Maria stava per partorire a lui, ma nessuno ancora sapevamo come fosse, perché ecografie e queste cose non c'erano. Allora mia madre mi dice, visto che manchi da birre a zia Maria che sta partorendo, che sta nascendo il bambino nuovo. Ti devo interrompere, no, l'ecografia c'era già in quel periodo. Ma quale ecografia c'era, scusa? Allora, io me lo ricordo perché noi abitavamo una casa con le volte altissime. E quando mio padre diceva come stai? C'era questa ecografia nell'aria, capito? Me ne vorrei andare, ma vorrei stare ancora un po'. Per cui arriviamo là, mia zia pronta per partorire e noi tutti là pronti per l'applauso, perché giustamente si partoriva. Tu eri davanti a mia madre e tu eri là. Io, zio Topacia, zia Filippina, zia Pierino, eravamo tutti, eravamo anche 40, ti ricordi che eravamo tutti? Era a lavorazioni di tutti, era. Allora ti dirò di più, a nonna Ninetta staccò pure i biglietti, fece pagare 50 lire a persona, fece pagare. E fu il primo spettacolo! Quando è uscito la testa, io ho detto, ma cosa sono tutti questi cristiani qua? Capito? Appena uscito, mia zia mi ha detto, ecco, sua madre ha detto a me, ecco, lui è Totino. Io l'ho guardato, ho detto, cioè, e io mi sto a fare teatro con chi, con questa cosa costellare amica, no?
E poi ho detto, vabbè, pazienza, che dobbiamo fare? Invece quindi... mia madre mi ricordo che disse, quando uscì, ha detto a Toti: Toti, ecco tuo cugino, ecco il tuo Toti. Capito? Sì, La verità eravamo sul è... bordo, eravamo. La verità è, rispondendo a Luca Leonardi, la verità è che dite bene, cioè, tutto nasce con noi e quando nasce con noi si chiama talento, il talento quello vero, che poi indipendentemente dagli studi, da quello che si fa, però è qualcosa che nasce insieme a noi. E io devo dire... Voi siete veramente due grandi talenti. C'è un messaggio: Toti e Totino, siete l'orgoglio della Sicilia, dice Grazie, Michele. grazie Michele. Grazie, Noi siamo arrivati a chiusura di questo appuntamento. Già è finito. Già. Se Paolo mi manda il messaggio di Livolsi Michele di nuovo, Sì? Livolsi Michele, dove dice Paolo, Toti e ridiamo il Totino, messaggio: Toti e Totino siete l'orgoglio della Sicilia. l'altro, dove dice il teatro e il cinema non devono morire. Hai ragione Michele, hai ragione, e questo credeteci, io credo che riprenderemo il teatro ancora con distanziamenti, però noi chiediamo al pubblico: venite, abbiamo tanto da dire, tanto da dare, non vi fate preoccupare non preoccupatevi se ci sono le giuste osservazioni del diktat, e venite, così ci date forza a far sì veramente che il teatro e il cinema non muoiano mai. È inutile che parliamo da parte dei ministri lavori in streaming, il streaming non significa niente, senza il pubblico non siamo niente. Oltretutto abbiamo bisogno tutti quanti di farci 4 belle risate a cuore, proprio cuore, come si suol dire. È vero. E soprattutto quello che ci piace, a maggior ragione un po' a noi siciliani, è tutto ciò che riguarda la fisicità, no? Il fatto di poter vedere, abbracciare una carezza, è quello che quella magia che si instaura tra il protagonista e ci si dio. Che è successo? Si è frizzata Catiuscia. Ho perso solo per un secondo il collegamento. Questa mattina, quando abbiamo pubblicato il post, le ultime 2 cose, era arrivato una fotografia, perché quando abbiamo pubblicato il post dicendo che eravate ospiti, c'erano tanti saluti, c'era un saluto anche da Pietro Giangreco questa mattina che mi ha detto: ricorda ai ragazzi che io sono stato il tappezziere, non so se di Toti o Totino, ha fatto un lavoro Toti, e quindi mi ha detto: mi raccomando, saluti. E poi è arrivata un'altra fotografia da un altro Andrea Bovi, lui è un carabiniere in pensione, ha mandato questa fotografia che avete fatto allo stadio. Insomma, questo per dirvi che già da questo post pubblicato questa mattina e della risposta a quello che dicevano Toti e Totino durante questa intervista, che poi le persone, la gente comune, quando si parla di Toti e Totino, li vivono un po' come se fossero realmente non solo degli artisti, ma come se fossero davvero gli amici di sempre. E quindi il tappezziere piuttosto che l'amico, la fotografia al bar, allo stadio. Questo era quello che quindi volevo dire a tutti gli amici che hanno scritto questa mattina. Assolutamente sì, si ricordano, ed è bello come sempre la condivisione. E sentir dire da vari papà, giovani papà, ma molti, credimi molti, che i bambini alle 8 di sera chiedono ai genitori di mettere su Antenna Sicilia per vedere Toti e Totino anziché i cartoni animati. Questo è un regalo grande. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, ricordo a tutti gli amici che sono in collegamento di mettere un mi piace, iscriversi alla pagina YouTube di Toti e Totino Official, ci sono tanti bei progetti, quindi mi raccomando, seguite le puntate in replica su Antenna Sicilia e Telecolor, e soprattutto continuiamo a mettere like su Toti e Totino perché ci rappresentano. C'era questo ultimo messaggio che stavo leggendo, stavo intravedendo.
Ciccio il Rock che dice tutte e tre fate una bella coppia. Se siamo tre come facciamo a fare una coppia, Ciccio? Allora, io Ignorante, devo dire una ignorante cosa. come la cavia te. No, tu a Ciccio Rock non me lo devi toccare, perché Ciccio No, io te lo Petralla tocco. è un grande autore di testi teatrali. Sua è quello spettacolo che ha debuttato a Broadway, dove lui diceva se sono meglio le tende da sole o gli ombrelloni accompagnati. Quindi dico, una persona che ha queste riflessioni, dico, va protetto perché fate una bella coppia. Allora perché non scrivevi direttamente ambedue tutte e tre? Petralla si Ambedue tutte e tre ci piace. Ambedue tutte e tre. Toti e Totino, io vi ringrazio come sempre. Però promettici che ci rivediamo ancora. Assolutamente sì, anche perché va mi sa tanto che questa coppia ambedue tutte e tre avrà tanto da fare per questo 2021. Vi voglio bene. Contenti. Io pure. Che vi dirti, voglio non bene, ti voglio prendere troppa confidenza. Io, signora Bonanno, le mando un bacio. Io ne mando due, uno a Toti e uno a Totino. Vi ringrazio, siete realmente speciali. E io ne mando baci, sai, dimmelo tu il numero, quanti sono i baci che devo mandare? 263.059. 263.059 baci noi mandiamo a tutti quanti voi. Allora, e diffondete il verbo. Baci e io la pacca. Baci e pacca. Ci piace. Ragazzi, mi raccomando, Toti, ragazzi. Totino, venite un po' più avanti. Venite. Allora, innanzitutto buon anno, buon 2021. Allora ma non possiamo chiudere la puntata, perché altrimenti il nostro Paolo Gatto non ci chiude la puntata, se non ripetiamo insieme la frase quella. Io compro siciliano. Sì, però la dobbiamo proprio dire insieme. Io compro siciliano. E siccome il prodotto siciliano è meraviglioso e sopraffino, lo compriamo insieme a Toti, Catiuccia e Totino. Ci piace, vi voglio bene, siete fantastici, grazie a due grandi eccellenze siciliane, Toti e Totino. Grazie, sigla. Grazie a voi, ciao. Buon anno, vi voglio bene. Grazie Gioia. Allora si chiama buon anno. Sì, vabbè, ancora un buon anno, vabbè, che vuoi, cacchio, la sapete. Sigla! Allora si chiama